Ecco, il Surface che volevo io, che prenderò io, quello con l'i7 e 16 giga di RAM, è tornato su di prezzo. C'eravamo a 1700 euro, adesso è 2276. Ok, io aspetto un attimo il suo giro dell'ottovolante, quando tornerà non più di 1700 e avrò i soldini giustamente ricavati agli stipendi, lo prendo. Se così non fosse, con 1700 euro, sai che bella prolunga della corrente mi prendo. In giro con quella. Che bellissima giornata per fare un bel giro in bici. Ma no? Ma che tempo furbo! Come il distributore qua, un altro furbo che non vuole fare il gas. Ma io qua ci vado solo a far benzina. Signor. Allora, aggiorniamoci con la situation. Io col cane pericoloso volevo andare dove avevo fatto la puntina di quel percorso ciclabile lungo il fiume Piave da San Donà a 90, però lì c'è una bella discesa e infatti ti avevo scritto nella puntina, guarda che se vai in camper dopo sono cazzi salire sopra, tornare su, e comunque il giro in bici non possiamo farcelo perché piove, no? Vedi? E non ha senso andare giù là e dopo ripartire col motore freddo in quella salita là. Per carità, nulla di esagerato come salita, per carità, però insomma è comunque una bella salita con una bella curva. Se devi girare a destra, sì, col camper neanche non ce la fai. È già un'impresa con una macchina normale, figurati col camper. Più che altro volevamo dormire in un posto carino per la notte, no? Perché insomma avere il camper bisogna anche sfruttarlo, no? Cioè quella finestrella là deve vedere bei posti, capisci? Io devo svegliarmi e vedere sempre qualcosa di carino. Adesso siamo parcheggiati nel parcheggio di un centro commerciale, sotto a prendermi gli adattatori, fermo là, resta là, eccoli qua. Non so se si vede che c'è buio. Allora, questo qui è da 26 a 34 mm, quello grande, e poi ne ho questo con l'adattatore, questo ha due misure. Mi va dal 15 al 21 e dal 20 al 27, quindi ho proprio tutte e tre le misure. Le senti ste campane, pronto caffè, che svangano cazzo alle 7 di mattina, rompono il pene e la vagina, e perché è domenica, dai cazzo, anche le nutrie stanotte, perché siamo all'entrata del percorso La Grande Guerra lungo il Piave, no? Siamo a Fossalta di Piave, però abbiamo parcheggiato appunto all'entrata del sentiero, che c'è comunque un fossetto, mi vedi, sono tagliato, boh. E la Amy giustamente ha visto la sottospecie di gatto, no? Che è la nutria che si avvicinava, allora sentì tutta la notte, che miseria. Vabbè, dai. In più le campane che non ho capito, cioè suonano anche alle 2 di notte, ti segnano come su Robin Hood, no? Che c'era Tonto che cantava luna di notte, tutto va bene, è uguale. Alla fine abbiamo dormito poco, no? Coffee. Cheers. Mazza, se sono in pendenza. Porco cane da ammazzarsi per andare in bagno. Io ho il K-Way. Il problema è trovalo, dov'è? Non so se nel gavone fuori perché sta piovendo. La rottura di scatole è sempre solo gli occhiali, ma una passeggiata sotto la pioggia col K-Way o l'ombrello può essere anche piacevole, no? Beh sì, io ho l'ombrello, però preferivo il K-Way per andare in giro con la pioggia a boschi, qua, a sentieri. La senti questa voce che canta il mio cuore? Amore, 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 se non ti lavi sai d'odore, e che te sto a dire? Piove, piove, piove. Andiamo Amy. Vuoi fare un giro in carriola, Amy? Un giro in carriola?
bello come cambiano i colori con le stagioni. Quando c'ero venuto qua l'ultima volta era tutto giallo in bici, bellissimo. Un bel posto per fare il Mona in bici, pieno di curve, salite, discese. Ma no, ti diverti. Nina, 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 se non mi sporco le scarpe non sono mai contento. E son fatto un po' così, faccio che sbrisso e mi copo. Bello quell'albero. Mi incappotto nel pantano, sono fatto un po' strano. Wow, ma che roba. E non piove più. Na 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 na. Che bello, siamo sempre da soli. Che è domenica oggi, no? Ah, vedi? Sempre da soli. Ciao Emi, che bella col cappottino blu che ti ha regalato lo zio Fabrizio. Digli, wow, guarda qua che cappottino, eh? Facciamo le whip. E dopo sbrissiamo qua perché è bagnato ciccia. È bagnato! Come femo? Vai Nemo! Amore, 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 se ti annuso sai da odore, è ora di andarsi a lavar. Na 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 na. Na ni na na. Na 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 na. Na ni na ni na na. Ecco qua come faccio ad andare giù. È un po' troppo ripidino. Sì. Amore, 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 se ti annuso sai da odore. Na 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 na. Na 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 na. Qua come faccio ad andare giù? Ma guarda che bacchetto! Si dona la natura in mezzo alla radura. Però Emi. No, lì Emi. E mi cadi giù. Chi ti lava dopo? Aspetta un attimo, ferma qui. Eccola. Se la fai in bici è parecchio lunghetta. Io di solito faccio San Donà dal ponte a 90 di Piave, molto, molto bella per fartela sia a piedi che in bici. Sì, ne hai, è anche divertente, insomma non è noiosa. Adesso magari vedi i colori un po' così, un po' spenti, ma è chiaro, siamo a marzo è tutto marzo. Pensa in primavera che bello. E qua a destra c'è il Piave che adesso non lo si vede più, però c'è. Cazzo di tortola, mi hai fatto prendere un colpo. Tua mamma impestata. Non ho lasciato il sporco, Amy. Tutto sporco. Non si fa.
sapevo io, porca miseriazza. Che cazzo mi metto adesso? Albero, vieni qua, con piacere. Fa un piazza, grazie. Grazie. Ok, scendere, abbiamo visto che mi sono incappottato come al solito. Salite adesso. Devo inventarmi qualcosa. Forse con un bastone, un paio di bastoni, sì. Che dici, Bau? Ok. Proviamo. La vedo dura. Tu hai 4 zampe motrici, non far la sborona. Porca puttana. Di lato, piano. Questa è la parte che ti frega. Qua sono svolato. E svolerò ancora. Come cavolo faccio? O mi appendo all'albero. Eccola! Oh, tra gli accessori che mi sono preso per la GoPro, che dovrebbero arrivarmi a giorni perché sono già partiti, però credo dall'Inghilterra, e c'è anche una clippetta, no? Per attaccarla tipo la bretella e lo zaino, e una fascia a mettere in testa. Questo più che altro per quando gioco così con la mia giovane vita, no? Che mi rabalto giù per i burroni ogni volta, e così vado meglio e posso usare tutte e due le mani. Ma che roba! Bestia! Un fulmine lo ha squartato, possibile? Storiazze! Bisogna sempre guardare che non arrivino cani, perché con la bestiazza pericolosa qua, vero bestiazza? La senti questa voce? No. E lavati le orecchie. Amore, 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 tra l'altro sai d'odore. Bene, giustamente noi abbiamo finito, stiamo tornando indietro e difatti adesso è venuto fuori il sole, no? Guarda. Dischero, dischero. Guarda te se doveva venire il sole adesso, ma io non lo so, ma lo fate apposta queste robe. Digli ai miei, non si può, non si può, non si può. Allora il camperino, destra, sinistra, vai. Vedi, io qua giustamente avevo chiuso il tendame e adesso apriamo il tendame. Tendame 1, poi tendame 2, eccola, e tendame 3 che è quello più difficile, nel senso che ci vorrebbero 2 mani per farlo venire su bene, perché è grande, cioè, rischi di romperlo, e un po' viene su lui, un po' devo aiutarlo io. Ciao, comodo sto discorso K-Way. Solo che prima ce l'avevo nel gavone, adesso me lo tengo qua davanti, magari sotto, cioè il gavone è fuori, ce l'avevo. Adesso lo tengo sotto il gavone interno. Sì, credo che è la cosa migliore. Perché se no, giustamente, se ti serve perché piove. Cosa fai? Vai fuori con la pioggia a prendere il K-Way? Mica sto perdendo un casino di terra, ho appena scopato, porca di quella miseria, si è scopato con la scopa. Invece praticamente va infilato tutto nella tasca, è molto che non mi ricordo mai come si fa.
e io li metterei qua sotto la cuccia di cane pericoloso, che ho tutte le cose io qua sotto, no? Se vedi quelli, quindi tac e tac. Ok John, eccola, sbattuto coperta di cane pericoloso. Mettiamo il cuscino del cane pericoloso e ci siamo, sì.